Questa immagine, l'immagine per eccellenza della pieve di San Pietro di Feletto, è proprio, direi, incastrata tra gli incastri di questa imponente travatura che serviva a reggere un portico nel quale venivano celebrate non soltanto le liturgie religiose, ma anche importanti eventi della società civile, laica. Io ho in mano un approfondimento che ha curato anche lei con la professoressa, l'accademica Eva Spinazzè, che riguarda proprio il Cristo che vedo davanti a me. Sì, abbiamo fatto un saggio di approfondimento della pieve ed io in particolare ho riflettuto su questa potente immagine, che è molto iconica di una religiosità medievale, ma anche dei significati non del tutto pacifici. Molti, la maggior parte degli interpreti, che sono stati tutti enumerati all'interno del lavoro che abbiamo fatto, rappresentano che si tratti di Cristo che ammonisce con sguardo molto severo il lavoro domenicale, il lavoro fatto nel tempo sacro, e quindi che si tratti essenzialmente di un monito, di un potente monito a tutti coloro i quali frequentavano l'area della pieve a non intraprendere mai il lavoro domenicale. In realtà, secondo me, vi è qualcosa d'altro, qualcosa di più. Il gesto non è solo un gesto di riprovevolezza, non è un gesto di ammonimento verso chi viola questo precetto sacro liturgico. È un gesto anche benedicente. Questo Cristo della Domenica benedice il lavoro, ma purché il lavoro si incastri nel progetto di Dio e non travalichi i limiti del progetto di Dio. La domenica appartiene al progetto di Dio, Dies Domini. Quindi in realtà questo Cristo benedice il lavoro finché resta nell'ambito di quella che è una visione che Dio ha voluto per l'uomo, e quindi il lavoro non deve mai diventare un idolo, non deve mai diventare una fissazione, non deve mai diventare una mania che deborda per sete di ricchezza o sete di successo mondano, ma deve rimanere nell'ambito del servizio, della solidarietà. In questa ottica Cristo benedice il lavoro, ma richiama il fatto che la domenica è tempo sacro. E su questo ho scritto un approfondimento breve ma molto vissuto. La domenica è il tempo sacro perché nella visione di questo artista, secondo me, la domenica viene vista come il tempo non tempo. È come se Cristo ci avesse donato un assaggio del tempo eterno che c'era prima della creazione e ci richiami il tempo sacro che verrà dopo la resurrezione, dopo la fine dei tempi. La domenica è una scheggia di questo tempo sacro e immortale che serve a ricordare sempre agli uomini che siamo destinati a un obiettivo metafisico superiore. Questo è il senso. E allora la violazione della domenica non è la violazione di un precetto qualsiasi. Vuol dire non ricordare che siamo mortali, che nasciamo, moriamo e siamo destinati ad una vita ulteriore. Cristo ci ha donato la domenica per ricordarcelo ogni settimana e la domenica non va violata per questo motivo.